Eder. Mech. Pallister. Passa un'ora, passa due, ho detto ero un po' preoccupato, ho cominciato a preoccuparmi. E alle 18:30 sul cellulare di Liliana arriva un messaggio. C'era scritto ho un regalo per te, gli ho telefonato, gli ho detto guarda Lili non è ancora rientrata e se puoi venire giù mi fai un favore così vediamo cosa sta succedendo. Quindi tu chiedi a Gabriella di scendere perché sei molto preoccupato e ti serve il suo aiuto. Io vengo a casa alle 4 del pomeriggio, mi siedo, guardo televisione, alle 5:30, adesso non so esattamente l'ora, mi arriva il messaggio sul telefono di Liliana, che era vicino a me, e dicendo ho un regalo per te. È la vicina che manda questo messaggio. Io rispondo guarda Gabri, Liliana non è ancora a casa. E sono venuti giù, sono scesi perché loro abitano proprio il portone vicino. E dopodiché io ho notato subito che Gabriella aveva gli occhi rossi come se avesse pianto. E ho visto Salvo strano, agitato, una stranezza di qualcosa. Poi dentro di me ho detto alle 5:30, alle 7 mi dicono guarda andiamo in questura qua e là, ho detto alle 7 di sera, andare in questura. Può essere anche andata coi suoi amici, ex colleghi di lavoro. Nella prima versione quindi ti eri allarmato, in questa seconda versione mi sembra di capire che non ti sei allarmato. Non mi sono allarmato. Sebastiano ha spesso parlato di uno stratagemma, Gabriella manda questo messaggio in modo che lui le chieda di scendere, ma Gabriella non manda il messaggio al telefono di Sebastiano, per cui lo stratagemma non può esistere. Infatti Gabriella vuole solo capire se Liliana può o meno rispondere. Manda il messaggio pensando che forse Liliana ha con sé il telefono o pensando che Liliana le risponderà non appena tornerà, ma anche pensando che se Sebastiano rispetta la privacy di Liliana non prenderà mai quel telefono, per cui il messaggio resta rivolto a Liliana, non a Sebastiano, e Sebastiano, rispondendo istantaneamente al messaggio di Gabriella, ci dimostra che lui aveva l'abitudine di mettere mani nelle cose di Liliana, in particolare in questo caso nel telefono di Liliana. Sono Gabriella Micheli, amica della signora Liliana Resinovic, scomparsa da questa mattina circa verso le ore 9. Trattasi di una persona normale, pensionata e in buona salute. Incomprensibile un suo eventuale allontanamento volontario e anche ci sembra strano che abbia dimenticato i telefoni a casa. Lascio il mio numero per eventuali richieste. Il marito amico comune, signor Visintin Sebastiano, è molto preoccupato. Aspettiamo da voi di sapere cosa fare. Grazie. Attendo conferma di ricezione. Gabriella Micheli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.